Al Comune di Agrigento, conferenza del Movimento 5 Stelle sul servizio idrico, tra bollette, distribuzione, distacchi e deposito cauzionale. Le interviste al videogiornale Irene Minisenda. Il Movimento 5 Stelle Agrigento, attraverso la consigliere comunale Marcella Carlisi, presso i locali della Presidenza del Consiglio Comunale, ha presentato alla stampa gli atti di indirizzo proposti al Consiglio Comunale di Agrigento su diversi argomenti attinenti alla gestione del servizio idrico e fognario in città. Prima di tutto i contratti a forfait del servizio idrico, chiedendo al Consiglio Comunale di verificare la situazione delle utenze idriche del Comune di Agrigento, creando un sistema di controllo delle fatture con puntuali verifiche dei consumi e di conseguenza di considerare la possibilità di recuperare le cifre già pagate per le bollette a forfait potenzialmente illegittime per gli anni non ancora prescritti. Esaminando delle bollette che mi sono fatta dare, che sono il 2011, 2013, 2014, che la maggior parte delle utenze comunali praticamente sono forfettarie, a forfait, quindi a partire soltanto dal 2015 alcune sono state trasformate a contatore. Questo che cosa significa? Che delle cifre a muzzo sono state pagate perché, come ho capito parlando con gli uffici comunali, non c'era un legame. Per esempio le scuole non hanno fatto queste fatturazioni senza sapere quanti effettivamente alunni piuttosto che professori c'erano dentro, quindi completamente slegato al consumo e a ogni diciamo, criterio legittimo che si poteva trovare. Stiamo parlando di 60 euro al giorno, 45 euro al giorno, che non sono bruscolini. Noi pensiamo per esempio che in una scuola la domenica non si va a scuola, a volte anche il sabato, che per le vacanze di Natale per adesso non c'è nessuno, oppure per le vacanze estive. Sono 60 euro che vengono pagati ogni giorno, completamente slegate, perché il Comune se n'è completamente disinteressato. Dicono che non hanno personale per giudicare questi discorsi, e questo io lo trovo effettivamente grave, perché sono dei soldi che sono persi. I contratti a forfait sono illegittimi, quindi è probabile che si possano recuperare pure delle somme. Tra gli altri atti di indirizzo presentati spicca anche il trattamento delle emergenze idriche con riferimento al caso di Via dei Fiumi, a seguito delle lamentele dei cittadini della zona interessata che, nonostante la mancata erogazione dell'acqua e l'inquinamento ricorrente delle acque, continuano a pagare bollette esose. Tanti cittadini, senza nemmeno saperlo, perché solo tramite ordinanza sindacale all'inizio veniva data la notizia, si sono trovati con l'acqua inquinata nelle case. Solo con una successiva sensibilizzazione sono stati fatti dei manifesti e via dicendo. Comunque in Via dei Fiumi per adesso da 4 mesi quest'acqua è inquinata, quindi abbiamo un gestore che in pratica non sa come gestire questo problema. Dopo 4 mesi uno dovrebbe capire come funziona e da dove viene questo inquinamento. È da 4 mesi, quindi dal 27 agosto, che noi viviamo in una situazione di perenne disagio, perché da agosto abbiamo ricevuto sempre acqua non potabile, inquinata da batteri coliformi, dalle analisi che sono state riferite dall'ASP. Da quel giorno sono state ripulite le nostre cisterne a richiesta, da quel giorno hanno mandato da Girgenti Acque, da parte di Girgenti Acque, sono arrivate le autobotti che arrivano dopo 3-4 giorni dalla richiesta, quindi tutti gli abitanti vivono questa situazione, nel senso che non ricevono acqua, hanno le cisterne vuote e quindi sono obbligate a andare a lavare vestiti, a lavarsi personalmente in familiari, in altre situazioni. Inoltre, attraverso PEC raccomandata, abbiamo richiesto più volte un colloquio con il prefetto per spiegare la nostra situazione e a tuttora non siamo stati contattati da nessuno. Per ultimo, e non certo di poca importanza, è l'atto di indirizzo sui paventati distacchi dalla fognatura. Considerati gli innumerevoli danni e risvolti legali che il distacco della fogna potrebbe arrecare, il gruppo Movimento 5 Stelle chiede al Consiglio Comunale di diffidare il gestore idrico dell'effettuare il distacco fognario agli utenti del Comune di Agrigento, in quanto in contrasto con l'autorizzazione allo scarico concessa all'utente dal Comune. In proposito interviene il responsabile dell'Associazione a difesa dei consumatori ad hoc di Agrigento, Livio Sutera Sardo. Fare il distacco della fogna al moroso o a chi vuole gestire un servizio ci sembra un atto un po' soverchioso.
Voglio ricordare soltanto, intanto avviene un qualcosa di irregolare nel regolamento, cioè il distacco della fogna può avvenire soltanto nelle case singole, non certamente nei condomini. Quindi il moroso del condominio è tutelato. La gestazione del servizio mi chiede Girgenti Acque di firmare la disdetta della fornitura del servizio idrico integrato, cioè acquedotto, fognatura e depurazione. Questo viene a comportare che io devo rinunciare all'abitabilità dell'immobile. Mi sembra una cosa assurda, perché quando io edifico un immobile e pago gli oneri di urbanizzazione, ho di conseguenza il riscontro che il Comune mi dà l'autorizzazione allo scarico e quindi l'abitabilità. Se io rinuncio alla fognatura, rinuncio anche all'abitabilità. Mi sembra una cosa assolutamente illegittima.